benvenuti nel nostro programma a tematica di sicuro vi piacerà a tutti. Oggi qui si yoga, canteremo con l'amico Jean-Paul Luschetto e l'Ariola. Ci faremo un giro nello spazio, impareremo a fare qualcosa con le nostre mani, scriveremo in lingua corsa con Jean-Jean Trombetta. A nostra fantastica Miss Risenbock, che per un momento si appronta con i suoi più belli balli. Oh, e li mettono una voglia di carci in culo per impararli. O talentuoso dito e i suoi disegni per giocare con noi. E ora apriamo subito e porte di Ava Briguccia. Salute Jean-Paul. Vabbè, ti sento di già suonare? Chi è questa canzone? Chi vi pare di riconoscere? Questa è da piace ai nostri telespettatori noi. Ah, chi è come canzone? Una canzone che si chiama Luschetto e l'Ariola, composta da Giacomo Lugiani per il gruppo Diana Dall'Alba. Ecco, Diana Dall'Alba che l'ha registrata, mi pare che era un disco che è uscito in 1979. Beh, parla di tutti questi legnaioli di Udara che fallavano questo viole per fare appena il legno, per poi scalarsi a sera a Bedia, all'inverno, faceva freso. Ma c'è un bel programma oggi. Bravo, grazie di aver scelto questo. Ma ci ho travagliato là. Ci ho travagliato là, allez, mi faccio lavorare a Penuccia. Allez, cominciamo. Allez. Il luschetto e l'Ariola, battivati la me viola, chi l'inverno è bello duro, ben cugello sia puro. Ugelu ben che sia puro, ma la neve copre i monti e ci manda la stridura, con gli malani pronti. Magnifica sta canzone. C'è trovare video così. Ma è vero che quando tu che la melodia cambia penuccia, che ci toccherà fare appena il lavoro. Soprattutto per santo. Soprattutto per santo. Ma c'è già chi su poco di tempo santo ha fatto assai progressi. E l'ha illuminato. O dire bella rete tutte le sere. Allora, grazie di aver scelto questa magnifica canzone, a me mi piace assai e sono sicura che la piace di noi, i nostri telespettatori. Come sono sicura che i nostri telespettatori sono curiosi e premurosi di conoscere appena i misteri che circondano il nostro mondo. E sono sicura che come me a volte abbiamo mandato, ma perché che quando noi abbiamo appena disporre il nostro cuore batte più in furia? Vi siete già domandato perché? Pure Isabella. E ora Dio nostro spiegami. Cor in furia, si bigino della riada, e un dogore a te vorte. Pobum. Ecco passata la linea, e che magnifica prova soprana! Batte un dogore ti sicura più in furia che quando vedi a delle. Almeno che tu vedi un film spaventoso, orribile. Ma perché chi batte così in furia un dogore? Ti spiego. Non abbia pensato se lo a te vorte un dogore quando tu corri per un detto. È normale. Per capire il fenomeno, c'è da sapere che c'è un trio importantissimo in corpo d'olio. Il dogore, i due polmoni e tutti i due muscoli. Il dogore è un muscolo che si trova a parte manca il dobetto, è grosso quasi come il dobugno. Pensa appena, batte più di 100.000 volte al giorno alla riposo. Si può dire che lei è occupato. Il cuore agisce come una bomba che manda il sangue in tutta la persona, da capo a piedi. Quando tu respiri, mandi ossigeno in due polmoni e essi mandano l'ossigeno in tuo sangue. Il sangue è pompato dal cuore e mandato in tuo corpo sano. Se tu corri, i tuoi muscoli lavorano di più, hanno dunque bisogno di più ossigeno. E dove si trova l'ossigeno? In l'aria. Dunque respiri di più in furia. E dunque il tuo cuore mette a battere di più in furia, posto che è quello che pompa il sangue, dove si trova l'ossigeno che sarà mandato dappertutto in tuo corpo. Più ti darai di meno, più il tuo cuore diventerà efficace. Potrai fare sport per un tempo più lungo, senza che lo ti perca sorte
di udobetto. Allora, un piccolo riassunto. Udogore è un muscolo che batte a più di 100.000 volte al giorno alla riposo. È come una bomba che monta sangue in udogor pusano. Quando tu ti dai di rimeno, i muscoli abbisognano di più ossigeno, dunque respiri di più in furia. Di colpo i polmoni mandano di più ossigeno in i muscoli, i organi e batte di più in furia udogore. Ecco, hai capito tutto. Allora, ai marche, pronti, andate! Ah, santo, eccoti. La sappia che ti mancava. Stai senti, hai già approntato un gioco, vuoi giocare con me? Sai che a me mi piace giocare. Allora, hai già approntato un bug di domande generali e ti saranno dato 3 risposte, a te ne darò una. Sei pronto? Andiamo. Sei pronto, Pronto e listo. Buono. Allora, la prima domanda. Qual è l'isola a più maggiore di betto a sua superficie di un mare Mediterraneo? Sarà a Corsica, a Sicilia o a Sardegna? A Corsica? No, faccio per ridere. Sono sicuro che a Sicilia. A Sicilia, bravo. Sai che a Sicilia non pare mica così, ma in superficie è 3 volte più grande che a Corsica. Hai capito? Bon, a Corsica è quantunque più bella. Continuiamo. Buono, ma la prossima volta le domande la concedo. Qual è a pianeta a più calda? Venere, Urano o Marzo? Sicuro che è quella di l'amore, di bellezza, vedi? Venere, dice. Bravo. Hai ragione, è Venere a pianeta più calda, qui sono 461 gradi. Piombo! Continuiamo. Qual è il fiume più lungo del mondo? Gol, o Nilo o a Scena? Golo! No, faccio per ridere. È sicuramente un Nilo. Hai ragione. Ce la sapevi che un Nilo fa 75 ore a Gol? Oh, tieni conto. 75 ore, già riuscito tu? Ascolta. Continuiamo, questa domanda da piace. Quanto il corpo umano conta muscoli? 30, 120 o 620? Allora, a conto mio, perché vedi, io ogni mano mi vedo, in do specchio, a petto nudo, e io, sai che io... Una baracca. Allora, sono sicuro che ce ne 620, ma io ne ho 800. In tutti i casi la risposta è giusta. Il corpo umano conta 620 muscoli. Vedi? Si non impara ogni giorno, E tutti i giorni si impara una fabbricuccia. È giusto appunto, Garusan, tu parlando di imparare. E ora andare a trovare i nostri amici maneschi. Chissà che meraviglia già impara a fare. Allora, andiamo. Decorazioni coi pignotti. Per fare una decorazione coi pignotti, ti ci vuole pignotti, frigetti di parecchi colori, apitura, spungaredi, i tisuri, l'incoda. Metta la pittura non da una spungareda. Pitturisci i pignotti a colpetti di spungareda. Rimetta la pittura a misura fin tanto che non sia colorito un pignotto usato. Fa lo stesso con un altro pignotto e un altro colore. Fa un fiucchetto con un frigetto. Un altro con un altro colore di frigetto. Fa da una misuretta di frigetto. Metti l'incoda in cima al pignotto e appiccicaci il frigetto. Sarà da appendere al pignotto.
fa lo stesso con l'altro pignotto, con un altro colore. Appiccica ogni viocareddo in cima ad ogni pignotto. E ora tocca a te! Amici di Vabriguccia, vi propongo una stonda preziosa. Anda a ridroa Leandro. Di è sempre piacevole per noi. Ma chi farà Leandro? Per parlare di yogi, o Francine. Andiamo in un luogo speciale. Saluto Francine. La verai Gabida, per parlare di yogi oggi, vi borso in qua Vabriguccia, a Ludothek. Salute! Buongiorno Leandro, siamo benvenuti qui a Ludoteca. Ringrazio. Allora, io qualche questione a porre. Quanto c'è di yogi a poco presso in Ludoteca? A poco presso qui ne abbiamo più di 1000. Di assai. La riserva è abbastanza maggiore, ma qui sopra Piazza Ludoteca abbiamo un tema che è scelto e ce n'è solamente una ventina, una trentina. E come si sceglie, mi dimmi? Sono previsti qualche mese in avanti, qui facciamo i dinosauri, ma dopo sono scelti e scambiano tutti i mesi e mezzo. L'età di idee che è a poco presso? Allora, ci sono tutte le età, dai più ciughi, accogliamo anche i ciughi, i ciucci, e i ziti di tua età, di noi, e i più maggiori, anche gli adulti possono venire a giocare alla ludoteca. Possiamo fare un gioco? Sì, facciamo un gioco, bene. Allora qui, non sta sto gioco, dobbiamo più una carta. Metto così. Ecco. Dopo da scegliere un numero di una carta. Allora sceglio 5. E noi dobbiamo dare altre parole che possono far indovinare questa parola. Bon, andiamo a provare un'idea. Vi dico? Yeah. Penso a waka. Ah no, dirò cavallo. Ah, bon. Va, giù perso. Ora tocca a te, Leandro. Allez. Diapia, ellu. Ecco. In Kumama stasera c'è un da campa. Ah, beh, vabbè. La registro pas l'impresto. Oh Francine, sai, a Ludothek si può un copiare giochi in impresto. Ecco. Bien grazie. E una buona sera di gioco. Buonasera. Menelau e mani è un'espressione che vuol dire poco importa, non mi interessa mica, a sapete? Eppure la si e mani è di un gesto importante per la salute e già a tomba 80% di microbi quando è fatto come l'ugiole. Ci vuole acqua, ci vuole sapone e ci vuole soprattutto a struvina. Ne volete sapere di più? Allora impareremo la waci e mani che dopo può anche diventare un gran piacere. Chi ne idee? Le guardiamo. Saluto zide! Benvenuti in un nuovo filmetto di Vabriguccia. Oggi voglio da vedere come lavarsi le mani. Pare facile così, ma lavarsi le mani spesso è assai importante. Così facciamo caso a un infetto all'altro e noi stessi con microorganismi tali i dischi o i batteri. Ecco una sfida per voi. Quanto tempo au minimo ci vuole per lavarsi le mani da eliminare i microorganismi? Ecco, ci tocca lavarci le mani almeno 30 secondi da stirpare i microorganismi. Ecco un'altra sfida. A sapere quando vi dovete lavare le mani?
proposte sono giuste. Conoscete la maniera buona di lavare le mani? Ci sono 10 tappe. E conosci? Aspetta, aiuta a cercare a camera. Ora che noi siamo in sala di bagno, come a dicevo, ci sono 10 tappe per lavare le mani. Attenti, vado da bene. Principiamo. Passiamo le mani sotto l'acqua e mettiamo il savone. Seconda tappa. Struviniamo le nostre mani. Terza tappa. Struviniamo l'addosso di una mano con la palma dell'altra, diritta e dopo manca. Quarta tappa. Incrociate i diti e struvinate bene. Quinta tappa. Piegate le dita e struvinate la palma in coppa con la mano opposta. Dopo cambiate. Sesta tappa. Inchiudete i dittoni della mano manca e struvinate bene. Dopo cambiate. Settesima tappa. Struvinate la punta delle vostre dita nanta la palma manca. Dopo cambiate. Così pulimo un mulizzo firmato sotto l'unghie. Ottesima tappa. Sfriginate all'ingiro di vostro bolso con la mano opposta. Dopo cambiate. Tappa 9. Richiaratevi le mani. Decesima tappa. Asciugatevi le mani con un asciugatore pulito e secco. Ora, pulite le vostre mani. Un ultimo consiglio, un becuprite la bocca con la mano quando tossite sternudate. Potrebbe contaminare tutti gli oggetti che vi toccate. Dovete invece sternudare in vostro gomito. Così, a presto zideli. Sapete ciò che mi dava ora? E mi da scoprire il nostro paese da su. Da su con il nostro dronuccio che ci porta per aria a vedere sti luoghi pieni a sorprese. Allora, andiamo? E allora a Fabriguccia di yoga con dronuccio. A zoale vicino e apprezziate per esavoir che a Zavoresta è una città che tu devi trovare, bastiglia d'un uomo assai conosciuto. Città famosa, luogo di cultura e di memoria gorsa. Forse quando arrivo là dopo devo scegliere, quale chissà. Hai riconosciuto la cittadella? Usa museo? Ne so sicura, hai drogo. E a città di Gorti, bravo! Scelta da Pasquale Baoli come capitale agorsica indipendente tra un 1755 e un 1769. In questa cittadella ci si trova un museo di agorsica da un 1997. La città è di nuova sede dell'Università di Corsica, l'Università Pasquale Baoli, riaperta in un 1981. Ci stanno quasi 4.000 studenti. Partendo da Gorti, è ora di arrestare che vi offrono parecchie possibilità per bagnarvi o fare una borga di belle spassigliate. Se voi evitate i ghiacci, vi porteranno i vostri bassi per il lavi di melo e capitello. In la città paolina, al centro di Agorsica, cara, come lo si sta bene. Buona, Francine. Capunte moglie. Oggi mi dava una zosola tremenda e l'ho scelta per te. Ho scelto di fare un biscotto a cioccolata giusto per farti piacere e mi dava un muro da franca. Ma Francine, ma fa un muro o ma fa un biscotto? Non hai capito nulla. E mi dava un biscotto che si chiama un muro da franca, come tutti i chiami santo. Un muro di cioccolata. Ecco, un muro di cioccolata. Allora, se tu vuoi, possiamo presentare ai nostri cari amici di Fabriguccia gli ingredienti per fare questa zosola. Che dici? Allora, andiamo? Allora, ci serve per questa zosola 300 g di farina, 460 g di zucchero, 7 uova,
2 sacchetti di liquido per far gonfiare il nostro uello biscotto, 440 rami di udiro che ci toccherà tagliare, dopo ci servono 120 rami di cacao, senti che è un musco, a nasague. Dopo avremo 20 wombo Smarties e 5 wombo Scooby-Doo. Hai capito? Allora, mi raccomando, Santo, continuate a pizzicare qualcosa perché abbiamo bisogno di tutto, che dopo già dava fiascare la nostra sosola. Allora, fammi un muro. Allez, cominciamo. In una giotola rompe l'oe. Mette udi ramollito. O zucchero. Mischia tutto con battitore elettrico. Lampaso farina poco a poco, cuso lievito. L'affare deve essere bello liscio. Piglia un'altra giotola, metteci a metà dell'impasto. Aggiusta la giccolata. In un testo mette un cucchiaio di pasta bianca, un cucchiaio di pasta giccolata e in seguito si empie il testo. Mette a cuocere a forno gallo a 180 gradi, mentre 45 minuti. Fa usare gorgue e baie. E un po'. Quindi lasciate esprimersi a vostra immaginazione. Guarda cosa! Ora possiamo baspa tutti questi wombo il nostro biscotto. Per questo biscotto è un vero concentrato di energia per andare a esplorare il sistema solare. È un mondo! A scoprire un mondo e anche al di là. È vero, andare a scoprire tutte le pianete che si trovano fuori dal sistema solare, le esopianete. Se non vogliamo scoprirle, basta seguire a Paxi, che è lui ci va a scoprire l'universo usando. Salute, so Paxi, il vostro amico che viene dallo spazio. Mica un po' figlia o gelo in notte, mi rammenta il mio pianeta, Alio, che è così lontano. Il mio pianeta è ciò come chiama un esopianeta. Vi mandate ciò che è lì? È una pianeta che si trova a fuori del sistema solare. È in orbita in giro a un'altra stella. Le esopianete si trovano così lontano che sono difficili a vedere in giro. E un domani che gli uomini ci potranno andare. Come sappiamo che esistono? Per scoprirle, i scientifici operano telescopi in terra e in spazio. Studiano il lume che viene dalle stelle. Quando la trema così una stella, è che una pianeta ci passa a mezzo. Più la pianeta pesa e più trema la stella. Quando la barra luccica di meno una stella, è che una pianeta ci passa davanti. Si parla dando il transito. Più è grossa la pianeta, più calerà il lume asciutto di a stella. Si può anche vedere ogni tanto con un telescopio. E grazie a questo che le si possono scoprire. I miei amici scientifici ne hanno scoperto migliaia. Ce ne parecchi tipi. Andiamo a figliare. Certe sono più scugliose come la terra. Quelle vicine alla sua stella spesso sono coperte di lava in fusione.
d'altre sono ricoperte d'oceani. Ma ci sono di noi pianete da monte, fatte in caso come chiove. A maggior parte del tempo sono in orbita vicino alla sua stella e la sua temperatura è alta assai. Di sta diversità di grandezza, di massa e di temperatura che rende le sue pianete così affascinanti. Certe sono sole, mentre che d'altre s'uniscono come nel nostro sistema solare. I scientifici studiano le sue pianete per capire meglio come le si formano i pianeti. A certi gli piacerebbe sapere se la c'è vita fuori di vostro sistema solare. A sano che lo ferma sempre a scoprire un'infinità di suoi pianeti. L'Agenzia Spaziale Europea ha costruito un nuovo vascello spaziale chiamato Cheops. D'altri satelliti saranno presto mandati in spazio per continuare a imparare di più nante le sue pianeti e le sue stelle. E come? L'universo è un affare scemi. Presto ci ritroviamo per una nuova avventura. Intanto continuiamo a figliare il cielo. Allora, oggi abbiamo imparato che ci sono pianeti fuori di un sistema solare. Si chiamano esopianeti. I scientifici ne hanno già scoperto migliaia. Per scolinare le esopianeti, i scientifici operano telescopi in terra e in spazio. Ci sono parecchi tipi di esopianeti. L'Agenzia Spaziale Europea ha sviluppato un nuovo telescopio Cheops da analizzare le esopianeti. Non è che il primo di una lunga lista. Il luschetto e l'ariola. Ah, bravi, Batti ma aspettavo avanti. manco più per cantare. No, noi troviamo. Ma dite che stiamo oggi sempre a questa progressi terra. o mi aspettate mica? Ma se tu vuoi noi per cantare aspettiamo a Nimo, c'est tu qui sei sempre in ritardo, dove eri? Dalli, travaglio io, madama. Voi cantate, ma io travaglio. Boh, allora puoi cantare con Quelli che noi? pitturisce tutto. Perché musica non è mica un travaglio. Vai. Oh, c'ho consolastante. vai, Boh, vai. lasciamo lui. Noi siamo contenti che tu sia giunta a cantare con noi in tutti i casi. E sai ciò che noi cantiamo No, oggi? giusto appunto. Allora, la canzone si chiama Il luschetto e l'ario, la conosci? Sicuro che conosco. Ah, yeah? C'è una canzone di un gruppo di Anna l'Alba. Yeah, è proprio questa. Allora, dai queste parole a canto e ti propongo vuoi cantarla. Ci vuoi cantare, Fenuccia? Pronto, sa? A parte da I zitelli tutti intorno stanno a Santa Bella Vola, chi ci conta guarda attorno, zio Francesco e zia Vittoria. Il luschetto di l'ariola, batti batti la me viola, per far ceppa da uvo, chi riscalda il nostro logo. Chi ne dici tu, Jean-Paul? Ah, siamo a posto. Allora, abbiamo un punto, non t'è tutto. A un livello di parole, le pronunziate bene, Beh. è chiaro la fare. Yeah. A un livello di a melodia, Vabbè. ci siamo? E a un livello di un ritmo, ritmo? Vedi, L'interpretazione c'è. L'emozione. L'emozione, è vero che aspetta. quando giù i mullotti si può veramente una di udara con la nostra geppa, e tagliamo appena di legna. Ma era un pinello, mica una dura. E io oggi abituisce il nostro dopo santo. pitturisco il legno. Oggi io sapete che mi campo con voi, mi campo a fare tutte queste attività artistiche, tutte queste attività che noi abbiamo qui a Fabriguccia. O canto e poi chi c'è di nuovo appena di vole, che teatro non e vole bello. ballemmo tanto a Fabriguccia ma È vero. a me mi piacerebbe di fare i disegni, vedi? A dirti la franca, a me i disegni mi piace assai, mi sento l'anima artistica. E te per esempio tu se dico fa un disegno di nostra tematica, cosa fai? Io certe volte vengo agli disegni, ma per acconciarli dopo c'è una mano artistica, con una forse mica, ma per i veresti per tutti una veglia in giro al fugone, vero? Sì, ma oggi la nostra tematica di yoga. beh. Allora io ti propongo
Tanta tua piuttosto a Tito chi è Luisa, e sa fa meglio che noi tutti ad uniti. A te Tito. Oggi abbiamo imparato a fare una fusia che parte a scoprire l'universo. Ma va l'elemento principale, l'elemento lungo che si assomiglia a un fusto. La sua cima, ma va i suoi reattori, che dopo di sicuro cacceranno fuoco. Questa forma appena dondola così, e ne sciacchiamo torna due altri, non si sa mai. Se la fusia che scampana, ce n'è sempre uno in più. Ante sta fusia, ma giusta qualche elemento. Sto pezzo qui, sto pezzo qua, qualche bottone. Di una tecnologia avanzata comunque, Dopo ho detto che la fusia era in pieno volo, dunque sciacchiamo fuoco ai reattori. Un piccolo cuore in nostra fusia. E sti piccoli tratti erano l'illusione che a forma di attondurita. Siamo in cielo, femmoci qualche stella, a diritta, a manca, qua su, sotto, tutto un giro a nostra fusia. Ne fate quante la vi pare. Oggi vediamo una piccola pianeta, si assomiglia appena a Saturno, con i anelli. Femminino d'altre pianete che poi noi siamo comete se volete, o allora pianete sconosciute come le esopianete. Aggiustiamo donna qualche stella e posto che noi siamo un cielo, la nostra amica luna, allora io lascio la pianeta mia per percorrere la galassia, per girare mezzo alle stelle, figlia se c'è qualche sia. Quando la fusia girerà giusto universo, e so daggio in un ogore, un seraglio mai perso. Sai Francine, ha già nasato un profumo di misris in bocca. E allora che ne dici? Ne sono cascato innamorato. Sai, mi sono messa a sognare che era in un campo di carco di grano intrecciato da guantolello e che mi portava sul musco. O santo, sei sicura che non era l'ora di Asoialina con tutto sto rano che ti mente con tanta poesia? Ma vai tu, Francine, poi che confondi un profumo di misris in bocca con quello da Soialina. Non si sa mai con te. Ma vai. Oh, dico per ride, buona. Oggi è ora di andare a trovare la nostra cara Miss Risenbock, che oggi ci conta una magnifica vola. A te, Miss. Sapete che non hanno inventato nulla l'inglese, No, ma di vera, fish and chips, pesce e pommi, Welsh rarebit, pane e cipolle, o haggis, beh, di trippa piena. Mi faccio pensare a una vola a trippa, a uli desante. Allora, come on and sit down sideli, ecco a vola di Ujo Pedro e a trippa. Tempi va in un paese in montagna c'era un cidelone che si chiamava Pedro, era appena nisciantre. Un bel giorno un gio di un paese manda a cercare un pezzo di carne senza osse in do mangiare. Un mangiare non è via, ma il cidelone insistia, tanto che alla fine un mangiare si inzarga e dopo avergli dato un bello garcion quello luogo li dice e pia di sta trippa, allora, ma prima vai alla Wallimare che non senti come la buzza. O zidelu parte e presto eccolo a un mare dove lo broa alla wa drippa. D'un colpo vede in fondo un bastimento a bele. Aiuto, venite aiutarmi! I marinari decidono di andare a porre sul corso a sto disgraziato. Che taccai, o zidelu dice il capitano. Mi può aiutare alla vostra drippa, monsieur, che non ce la faccio, cari amici.
Come? Ma sei tonto? Pensavamo che ti eri in pericolo e tu ci domandi di lavare drippa. Di zerga i marinari, li sciacanona e la giba, da che lo capisci. E le dicono, stacci assente, va, stacci assente. Quando tu vedi un battello a belle in mare, mudia piuttosto bento un po', hai capito? Uccidello ripiesa la strada e vede un incendio da manto. Ognuno corre con i stagnoni di acqua, o vogo minaccia e gas e la disperusiva gente. Tanto Uccidello cominciamo già, bento un po'. S'avvicina un gruppo uomini in serga, con ci lava una cabina, una reazione simile, e gli tocca mettergli una goncia per farlo sta zitto, ma so i marinari che mi hanno consigliato di mangiare un po', dice Ello, ma manca appena, c'ho la mangiare che sono tontone o i vandi, hai capito? Oggi lo ribia la strada, e ecco che lo sente oggi, so cacciare in battuta. Quando lui vede sto bue originale in pericolo, si mette a mangiare, ma che sono tontone o i vandi? Sa fa canigacciare a zeti. Scusatemi, monsieur, ma a me sono quelli, ma non è che quando le persone sono in pericolo, c'ho la pregare sono tontone. Le persone, ma mica i geniali e ciò, e li mettono nei baghi di carci in culo per impararli. Quando tu vedi un affare così, c'ho la moglie, c'è più meglio che tu. Non sei presto, un paesolo due giorni intero. Si riguarda di consigli di cacciatori e si mette a moglie alta. Oggi c'è più meglio che tu. Le boghi uomini si affaccano, li mettono tutti i livelli vazzoni dicendo, ma sei scimito? Ma non hai cervello, ma gidello. Sono i cacciatori a me che mi hanno consigliato così. Quando tu caschi in un intero, metti in ginocchio e fa una preghiera e basta, hai capito? Un gidello si ne va, con la sua drippa in mano. Casca non da un sumere morto, si lampa in ginocchio e mette a pregare. Si fa che un pastore che gli sciacca due ruccittate, che usa bastone, ma sarà possibile di pregare per un sumere morto? Hai fatto meglio a piarlo per la zampa e lampa lo sotto riba. Dopo, vedo un uomo arriva da un castagno ottidiosi che pare morto, tanto ubbia per un'anca e prova a lamparlo sotto riba, ma l'uomo era solo addormentato, si mette una cazzotti e usi di luga accordiandosi, perché le bello io. Scusatemi, monsieur, ma pensavo che eravate morto. E allora, se fossi stato morto, dice l'uomo, era una scusa per lamparmi sotto riba. Ma mi hanno consigliato di fare così, dice Zidelo, contandoli tutto ciò che gli era accaduto in un giorno. A chi ne dice un affare, a chi ne dice un'altra, non ci capisco più nulla. Sta a santa, dice l'uomo. Ora è ora di rientrare in casa d'oia e di non ascoltare più animo, ma di va cudo capo. Allora, fila e sbarazzati di sta drippa causa di guai. In paese era giorno di vista e il prete aveva tu giro e gas e bebè e mangiare più che più. Oggi di lui entra in chiesa e sta a sentire l'omelia di un prete, i mani in croce e corpo pieno. Chi dice, ma violi odia disgraziosamente, si pensa solo a sta maledetta drippa. Oggi di lui rizza e lampa a drippa in piano, dice, basta, e questa drippa che mi ha fatto tanto male e mi ha imparato non sta sante tutte le vostre chiacchiere. E da poi, da Pedro Unicentre, è diventato Ujo Pedro, usavio il paese. Folla vuletta, entra in calzetta, dite a ostra che a me è detta. Sarà vero o no? Andate a sapere. You have to go to know. Se lui piace Ugantu sarete benvenuti a Vabriguccia, perché a noi ci piace assai, molto più Ugantu Zidelino, che ci porta allegria, dolcezza e serenità, che piace di vedere sti idee sparte con noi, a sua passione per la musica e Ugantu. E abbiamo sparte questa passione, facendo visente e oggi Zidelini di nostri piccoli cantatori. Non vi scordate, mandateci anche voi i vostri filmetti, ci verrà assai piacere per ora Piazza Ugantu.
orizzonte, porta da un mare per ghino ed quelle neve che stanno appese ai monti, carezze di silenzio, di regalo di l'inverno, con l'uomo silenzioso, figeno aspirata, chi pegna li splende, mezzo temporale, con l'oscio silenzioso, già chi racciacciala, quando vuole un accendo, con vuol più sciappare. Mi ne haga cantare pure ste di sole, già si giù spera e poi l'eternità. Mi ne haga cantare e pure ste di sole, già si giù spera e poi l'eternità. Con la giro qua su in un giro turchino, dove va solo solo tra un mandarino e un ventolino, messaggio divino. Chi ramandariera, un mondo più felice, con turistroso, chi gira cento mondi, bacegno risera, mezzo docera, prego fiume curioso, chi poi mezza risponde, e lei immensa dolcezza, con fiore chi sapre. Mi ne haga cantare pure ste di sole, già si giù spera e poi l'eternità. Mi ne haga cantare e pure ste di sole, già si giù spera e poi l'eternità. Con lunghi illuminati da giorni d'aprile, impastati d'amore e carchi tagliatezza, con rigori infuriati a un sincimo sottile, da parte una terra e esa bellezza, e con l'uomo incatenato, privo di stellaria, l'ora che a notte stende a usare, ambre più d'un sogno strappato, in cerca da rumia, chi scianchi già tua per sull'alba chi chiama. Mi ne haga cantare pure ste di sole, già si giù spera e poi l'eternità. Mi ne haga cantare e pure ste di sole, già si giù spera e poi l'eternità. Mi ne haga cantare e pure ste di sole, già si giù spera e poi l'eternità. E poi l'eternità. Vedi, Osa, tagliando il suo biscotto, mi dici che francare un muro è un gioco pericoloso. Hai ragione. Ma sai, francando un muro, ci puoi pigliare un bello gioco. Ah, eccoci qui, due zone differenti. Gioco per Dio, ciocco per Dio. Gioco e ciocco. Qui a vostra piace Jean Trombetta. Giusto appunto, Jean Trombetta. E ora da andare a trovarlo, è lui che ci impara a scrivere la lingua corsa. A te, Jean Trombetta. Allora. Buongiorno a tutti amici, oggi è vera tre parole, a prima è sogno, rêve, che si può scrivere così, ma anche così, e qui anche erbo sa da scrivere di lui manieri, secondo la sua pronunzia, si potrà scrivere sogna o sognia, e anche a congiugazione svaranti si leggerà pa sogna e u sogno, e pa sognia e u sogniedio. Allora passiamo alla seconda parola, sono, usono, ciò che si sente in quella orecchie, per esempio usono da chitarra o cara usono da televisione. Allora se noi aggiustiamo un nenne, tavaremo usono, venerdì a un'inta di dorma, ma allora cari, viragughi, tagliusonno, alla prossima! È importante di lavarsi gli denti dopo aver mangiato e lavarsi le mani quando si unge in casa. E con ne pochi di consigli da seguire. Vediamo insieme. Saluti amici, benvenuti in un nuovo filmetto di un nuovo programma. Giorni passati abbiamo imparato come lavarsi correttamente le mani. Oggi abbiamo da imparare di più a non l'usi igienici. La prima cosa sapere non Salute! Partita di ballo? Ah ouais? Ma è rientrato da registrare una video per la Briguccia. Non faccio nulla, a radio dopo. Amici, mi ero scordato che avevo una partita di basket, ci ho subito, molto dopo. Eccomi torna, abbiamo vinto! Allora,
Come ha dicevo prima, l'abitudine di igiene sostusi che nos guidiamo per pigliare cura di un nostro corpo e tenerlo pulito. Così ci assicuriamo di vivere in salute. Una di queste abitudini è più importante è di pigliare una doccia o manco una volta al giorno. Soprattutto dopo aver fatto sport. Tiro a 3 punti! Principiamo per lavarci i capelli. Spremiamo appena di shampoo a mano e facciamo lo schiuma. Dopo a qualche seconda si ritira. Dopo ci laviamo. Sarà meglio mettere una piccola quantità di sapone nella sponga e strofinarsi dappertutto. In su mentre chiudiamo il rubinetto. Compia questa faccenda, apriamo l'acqua e laviamo i saponi. Mi sento d'incanto. Ora, secchiamoci con un asciugatore pulito e secco. Ci troviamo dopo per tornare a parlare di igiene personale. Ora sono pronto. Mi sono vestito pulito e aggiusticato e pettinato i miei capelli. Pezzone, no? Un'altra abitudine di igiene è di tenere le unghie corte e pulite. Vi tocca tagliare i riso lunghi, con tresori o tagliaunghie. Un giovane onda di ronzigare. È ora di mangiare. Mi chiamano per la cena, ma aiuta a lavare bene le mani prima di andare a tavolino. Imparate a fare la figlia in filmetto lavarsi le mani di un nuovo programma. Molto subito. Un'altra abitudine di igiene è di lavarsi i denti dopo ogni ribasto. A strofinare i denti è una partita importante di vostre pratiche di primura per i vostri denti e aiuta a prevenire malattie di l'unghie. L'ultima abitudine di igiene ad amintà oggi è di lavarsi a faccia. Prima di andare in letto ci tocca lavarci a faccia. E a mattina, tempo alzati, ci tocca ripetere sta faccenda. A me tocca. Che bella giornata abbiamo passato, cari amici. Ripigliamo l'uso di igiene. Una doccia almeno al giorno, soprattutto dopo lo sport. Dopo porteremo vestiti puliti e pettineremo i nostri capelli. Ci tocca tenere le nostre unghie corte e pulite. Prima di mangiare ci laviamo le mani. Dopo a ogni ribasto ci laviamo i denti. E prima di andare a dormire e a mattina ci laviamo la faccia. Basterà per oggi, amici. Appuntamenti in un prossimo filmetto. Allora, io vi propongo di cantare la tuta, che ne idee? Allora andiamo. Sarebbe ora, ma soprattutto invitiamo i nostri cari telespettatori che hanno da avere le parole scritte non sullo schermo e potete cantare a tempo a noi. Pronti, amici? Il luschetto e l'ariola, batti la me viola, che l'inverno è bello, banco gelosia puro. Un gelo perché sia puro, ma la neve corre i monti e ci manda la stridura, con i malani pronti. Il luschetto e l'ariola, batti la me viola, che l'inverno è bello, banco gelosia puro. I zitelli tutti intorno stanno a santa bella storia, che ci conta attorno, zio Francesco e zia Vittoria. Il luschetto e l'ariola, batti la me viola, per far ceppa dall'uovo, che scala il nostro luogo.
e poi altri li guadagni, fagiuletti sì castagni, per via di sta vinetta, carcassuglie e aguletta. Il luschetto e l'ariola, batti la me viola, chi l'inverno senza vogu, sempre triste lume logu. Maghi piegè torna oggi a sta Vabriguccia, santo, sei straordinario. Mi starebbe donna canta con voi, torna, non ma parterebbe mai, ma sapete chi? È giunta l'ora. Ti sarai borta di a nostra Vabriguccia, ma per oggi. Santa Vigne. Vi ringrazio per questa stonda passata insieme, ci siamo campati. Spero che voi di noi affiliati avete passato un bel momento nella nostra compagnia. Abbracciamo di gore e vi salutiamo e a presto per una prossima Vabriguccia. A bene,